Sono Edoardo, ho 23 anni e vengo da Agrigento. Mi chiamo Chiara, ho 30 anni e sono nata a Catania. Mi chiamo Gabriele, ho 28 anni, sono nato a Palermo. Sono Carmine, ho 35 anni e vengo da Napoli. Mio papà è di Agrigento come me, mentre mia mamma è brasiliana, di Salvador di Bahia. La polizia è stato sempre il mio sogno fin da quando ero bambina. Entro in polizia perché, essendo cresciuto in una città come Palermo, una città che ha sofferto molto, ho sempre visto la polizia come quell'elemento a protezione del cittadino. Quello che contraddistingue questo mestiere è proprio essere a disposizione degli altri. Il rapporto con i colleghi, oltre ad essere un rapporto di amicizia, è anche un rapporto familiare. Noi siamo una famiglia, non vale il singolo poliziotto. Quello che conta è l'unione. Le persone molte volte ci vedono come degli eroi, ma in realtà siamo delle persone semplici con le nostre paure e la nostra passione. E grazie a questo noi riusciamo a portare a termine quello che è il nostro scopo, che è la sicurezza della comunità. Quando ricevi un grazie anche dalla persona da cui meno te l'aspetti, quello è un elemento che ripaga tutti i sacrifici. Se qualcuno mi chiedesse un consiglio sull'entrare in polizia, indubbiamente direi di farlo e di buttarsi, perché è un'esperienza bellissima, soprattutto formativa, sia a livello personale che professionale. Ogni giorno che passa, che indosso questa divisa, è come fosse sempre la prima volta. E provo sempre gioia, emozione. In ascolto. In ascolto. In ascolto. In ascolto. Partendo dal presupposto di viva la polizia, viva le forze armate, voglio salutare Raffaele Padrone, dirigente sindacale come si dice? FSP, Polizia di Stato. Della Polizia di Stato. Buongiorno Raffaele. Buongiorno direttore, buongiorno. E buongiorno anche all'attore regista Antonio Carli. Buongiorno a tutti. Una domanda veloce e poi vengo dal sindacalista. Hai mai interpretato nelle tue commedie la figura del poliziotto, Antonio? Sì, ho portato la divisa dei carabinieri e della polizia e tra l'altro facevo l'ispettore della scientifica nella serie televisiva Il Commissario con Massimo D'Apporto. Okay. E in quel periodo stavo girando la fiction Carabinieri a Città della Pieve, tanto che gli amici carabinieri e poliziotti della mia città di Imperia, quando mi vedevano, mi dicevano: insomma, devi deciderti o polizia o carabinieri. Quindi ho avuto l'onore e il piacere di portare entrambe le uniformi. Ho capito. Quindi siamo di fronte ad un mondo alla rovescia, come diceva Vannacci, Raffaele. Perché? Perché vogliono arrestare i poliziotti. Questo è il titolo della Verità di questo giornale. A Verona indagano la gente che si è difeso e beatificano l'afritano che voleva ucciderlo. A Pisa finiscono sotto inchiesta 10 membri del reparto che si è opposto alla deviazione del corteo Pro-Pal, e di Consiglio d'Europa addirittura accusa le nostre forze dell'ordine di razzismo. Qui veramente stiamo diventando folli, non se ne può più. Cosa sta accadendo, Raffaele Padrone? Ma cadiamo sempre più nel ridicolo. Se vogliono eliminare le forze dell'ordine e lasciare che la gente si difenda come vuole, siamo sulla strada giusta, perché non è possibile, non è assolutamente possibile. Io ringrazio il Presidente della Repubblica che è intervenuto su questo caso. E basta? Prego? E basta? No, ringrazio lui perché l'ha fatto pubblicamente, ma io ti dico che cadiamo nel ridicolo perché un'altra volta ci troviamo come cuscinetto tra decisioni politiche e la società.
Cioè noi non possiamo ogni volta ricadere su questo errore, su questa forma di decisione politica, perché poi è una decisione politica, poi si va davanti ai magistrati, perdona lo sfogo, ma questa è la situazione. Cioè qua abbiamo un poliziotto che si deve prendere una coltellata, deve finire in ospedale, e cosa fa? Dall'ospedale forse può sparare contro il suo aggressore. Poi per l'amor di Dio, andiamo a valutare tutte le situazioni, ma mi pare che ci siano delle telecamere anche che in ogni volta registrano le cose come accadano. In questo caso questa persona aveva aggredito prima la polizia municipale, poi aveva spaccato il franto dei vetri, poi aveva aggredito delle persone in stazione. È intervenuta la polizia e lui ovviamente si è scagliato contro. C'è capitato questo collega che una volta aggredito e ferito ha estratto la pistola e ha sparato. Bene, io dico due cose, guardi, su questo episodio. Uno, che siccome parliamo di persone che avevano già commesso reati, l'imputabilità non fa bene a nessuno, perché se questo signore, come quello dell'altro giorno, che si è preso 21 pugnalate forbiciate da chi ha difeso il proprio negozio, se questa persona fosse stata in carcere, quindi in Italia manca la certezza della pena, oggi questo qui non sarebbe fuori un'altra volta a delinquere. Quindi lui in carcere sicuramente non veniva ammazzato da nessun negoziante. In questo caso abbiamo un'altra volta il poliziotto che si difende con l'unico strumento che ha a disposizione, che è la pistola che gli viene consegnata a fine corso dopo un addestramento. E se forse avesse avuto magari un taser, perché parliamo di questi taser, e poi ci troviamo che dentro Verona magari ce l'hanno 1 o 2 pattuglie della polizia, dei carabinieri. Quindi è inutile lavarsi la bocca, diamo questo ai poliziotti, quando, ripeto sempre, ennesima cosa, mancano protocolli di intervento, perché poi si finisce in tribunale, bene, a spese chiaramente del collega, del dipendente, perché nessuno ti viene incontro a darti dei soldi per l'avvocato. Adesso pare che ci sia con questo nuovo decreto sicurezza anche una forma di garanzia fino a 10.000 euro, però bisogna vedere come andranno a finire le cose. Io ci credo veramente poco. Ecco. Però ciò che tolgo e continuo a dire, allora, se date gli strumenti alla polizia, date a ognuno, che ne so, il taser, perché così probabilmente il collega avrebbe potuto difendersi una volta aggredito e ferito, avrebbe magari potuto sparare col taser. Come mai non hanno consegnato queste pistole, scusa? No, le hanno consegnate, Victor, perché non le usano? E c'è stata una pubblicità immensa, abbiamo fornito gli strumenti alla polizia. Benissimo. Allora, innanzitutto, per usare quel taser ti devo garantire una vergogna, perché noi vogliamo imitare i film americani, noi vogliamo imitare i processi americani. Bene, lì è molto diverso. Lì una persona ha la norma dei 9 metri. Se tu ti avvicini a un poliziotto americano dopo che ti ha dato l'alt e ti avvicini oltre i 9 metri, questi ti sparano. Io non parlo della violenza voluta, strangolamenti, io parlo di avvicinamento con una pistola armata. Bene, questi prendono e ti sparano. Noi siamo stati forniti di un taser, hanno per 4-5 anni prove fisiche, perché sai, se è portatore di pacemaker, sai, pensa che noi al momento dell'utilizzo bisogna avvisare il pronto soccorso che stiamo per utilizzare il taser contro una persona. No, ma noi cadiamo nel ridicolo, la gente deve sapere queste vergogne. Diciamo. Allora, è utile che qualcuno pubblicizzi che abbiamo dato i taser, le telecamere, ma quali taser, ma quali telecamere? 1, 2 massimo per città. E poi ci sono le città in prova, allora Milano, Torino, Napoli, che sono più pericolose. Intanto diamoli a questi. Bene, ci sono stati degli interventi in cui anche l'Arma dei Carabinieri sono dovuti arrivare un'altra pattuglia che in macchina aveva il taser. Ho capito. E io nel frattempo cosa faccio? Lascio che questo ammazzi qualcuno? Perché se volete così decidete e ci date l'ordine, giratevi dall'altra parte, abbiamo risolto il problema, andiamo a casa e così evitiamo anche di essere 10.000 uomini in meno, fate voi
Poi veniamo ancora a capire di più la situazione. Sentiamo, non dobbiamo interagire con il pubblico, ovviamente, lo sapete. Pronto? Pronto, dottor Monaco, professor Monaco, buongiorno, sono Gianni da Pesaro. Buongiorno Gianni, dica. Meno male che ci siete voi che ci rallegrate un po' la giornata, anche con tutti i problemi che ci fate caso. Comunque, veniamo da noi. Finalmente, ho detto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, giorno, notte, mattina, sera, sempre, 24 ore su 24. Finalmente la sinistra ha gettato la maschera. Finalmente, fino adesso si sono sempre un po' ambigui così, fino adesso ha gettato la maschera. Pro immigrazione incontrollata, giudici a loro favore che loro vogliono che tutti vengano qui, e ovviamente delegittimare continuamente la polizia. Se quel disgraziato, quel fetente aveva ammazzato un poliziotto, secondo lei i sinistri avrebbero detto qualcosa? No, non avrebbero fatto la fiaccolata del poliziotto, e il suo lavoro se l'ha cercata. Lui è un delinquente, se l'ha cercato, perché se uno è esaurito non va con il coltello in giro a coltellare a destra e a sinistra. Anch'io sono esaurito, ma non mi permetterei mai di andare in giro con un coltello. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Antonio, stamattina c'è stata una signora che ha detto che la Corte dell'Unione Europea ha smantellato anche il decreto Patac che era stato fatto dal Meloni per portare via questi così 16, hanno fatto un casino dalla Madonna. E c'è stata una signora che evidentemente stamattina all'apertura di quotidiani è andato a leggere l'articolo del Fatto Quotidiano, perché secondo loro, secondo alcuni, chi ha ragione è proprio questo, perché vedi, la Corte Unione Europea smonta il decreto Patac, Consiglio contro l'Italia, polizia razzista, Strasburgo, pasticcio, PD, Salva Meloni, c'è un degheio. Che cosa sta accadendo in Italia? Poi passo la telefonata. Antonio. Ma allora io credo che il problema sia molto più complesso di come si tenta di farlo passare. Innanzitutto continuo a sentire ancora dire la sinistra, la destra, da persone che non hanno capito niente. Non esistono più destra e sinistra, esiste un grande centro-destra al quale il PD appartiene, perché se vi andate a vedere i programmi sono identici quasi su tutto, e una destra fallimentare, fallita, che non fa niente e non si oppone nessun obiettivo, neanche di quelli che ha dichiarato. Quindi smettiamola con questa diatriba destra-sinistra, perché non esistono più. Altro punto, il problema delle forze dell'ordine è che sono pochi, bisogna mettere uomini sulla strada, perché c'è un elemento che è l'elemento fisico, deterrente, dato dal numero. Io avevo un amico carabiniere che chiamavano tutti in pattuglia procurato allarme, perché anche in un caso di una rissa semplice ci mandava la forza in grande massa. L'effetto deterrente del numero è imponente. Allora io vorrei capire perché i nostri governi sono stati tanto solerti a rincorrere le vecchiette che uscivano dal supermercato fuori dal comune, a romperci i cabasisi con il Green Pass, e quando si tratta di schierare le forze con i delinquenti sono sempre sotto organico. Allora voglio capire se sono soltanto capaci di essere forti coi deboli e deboli coi forti. Primo. Seconda cosa, il governo attuale è un governo che fa acqua da tutte le parti, ha fallito in tutti i suoi obiettivi. La Nostra Signora della Sgarbatella è una, come dice la nostra amica, è una mentitrice seriale, non può garantire nemmeno la credibilità di una parola che dice, purtroppo. E quindi ci troviamo di fronte a un'invasione ancora di più di quando c'erano quelli che alcuni di loro chiamano quelli della sinistra. Ma il problema dell'immigrazione è un problema annoso, complesso, non si può risolvere mandiamoli a casa, non mandiamoli a casa. Questi sono cure palliative. Se non si affronta in maniera seria
e decisiva, senza contare il fatto che io ho i ponteggi davanti a casa, nel palazzo mio stanno facendo dei lavori, tutti gli operai sono di colore. Questo vuol dire che questa manodopera fa comodo e quindi l'immigrazione è utile, è funzionale alla nostra società. Quindi bisogna trovare un modo per capire cosa fare per integrare veramente queste persone, oppure affrontare un rapporto serio con i governi dai quali queste persone provengono e trovare un modo per canalizzare e in qualche modo instradare un'immigrazione controllata e giustificata e soprattutto integrabile. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno dottor Monaco. Chi è? Vorrei rivolgere alcune domande. Chi è che parla, signore? Chi è che parla? Sono Angelo che chiamo da Cordignano. Le domande Non di solito le faccio io, Comunque, sì, dai, va bene. Dica. Allora, uno è il sindacato della polizia, uno. Sì. Dica. Posso rivolgere una domanda? Sì. Ma perché dovete sempre subire? Perché non fate uno sciopero? Togliete la scorta ai magistrati. Perché non togliete la scorta ai ministri? Non fate quella faccia là. Voi non portate le stellette, i carabinieri non lo possono fare perché sono militari, ma voi le stellette non le portate, va bene? Seconda cosa, all'attore, non mi pare che parlasse tanto quando la sinistra lasciava a casa gli operai per via del Covid, senza stipendio, senza niente. Lei ha visto qualcosa? Avete sentito qualcosa rognare? Tutti d'accordo. Questi sono gli italiani. Uno alla volta. La ringrazio, dottor Monaco. Buongiorno. Prima risponde rapidamente il nostro poliziotto e poi risponde Carli per la sua domanda. Veloce allora Raffaele. Intanto buongiorno al signore di Cordignano, mi dispiace non vedere la sua faccia perché lei ha detto lei riesce a vedere la mia, io non riesco a vedere la sua, io ho questa da 62 anni e mi dispiace e sorridevo perché le davo ragione, sa? Ma noi nel nostro ordinamento purtroppo non è concepito lo sciopero, quindi cornuti e mazziati, capito? La ringrazio per quello che mi ha chiesto, ma purtroppo funziona così. Ma perché allora, scusa, c'è questo odio per le divise? Perché questa sinistra va a caccia di sbirri? Ma va a caccia di sbirri perché noi siamo le sentinelle della legalità. Molto probabilmente a qualcuno non interessa questo, perché tornando al discorso che faceva il signore, anche gli uomini di sinistra, alti uomini di sinistra, hanno la scorta e girano con la scorta, ma molto probabilmente non c'è rispetto per chi lavora. Fateci lavorare in serenità, va bene? Rispondi tu adesso, Antonio, dall'altra domanda. Allora, per quanto mi riguarda, io, caro signore, mi sono schierato dall'inizio contro le restrizioni, il Green Pass e il lockdown. Se lei si informasse meglio su di me lo saprebbe, tanto da essere profondamente penalizzato. Io ho perso il lavoro per le mie idee e per difendere persone che non sono neanche scese in piazza. Questo per a sgomberare il campo dagli equivoci. E poi un'altra cosa rispetto ai cosiddetti governi di sinistra che di sinistra non hanno niente. A suo tempo le forze di polizia, come diceva la Lamorgese, sono state usate contro il cittadino. È anche per questo che nel cittadino l'immagine delle forze di polizia dopo questi ultimi 3 anni sono scese tantissimo di gradimento. Io stesso, che ho portato entrambe le uniformi, devo dire che dopo il periodo della psicopandemenza la polizia mi è scesa tantissimo di stima, sia polizia che carabinieri che guardia di finanza, non parliamo dei vigili urbani. Ho perso una grandissima stima e tantissima fiducia in loro, perché li ho visti piegarsi e fare delle cose immorali contro il cittadino. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Luisa, chiamo dal Piemonte, buongiorno a tutti. Prego. Allora, io sinceramente mi stupisco, oppure non mi stupisco più,
che la sinistra è contro le forze dell'ordine. Ormai noi ci dobbiamo difendere dagli attacchi della sinistra. Sempre grande onore a tutte le forze dell'ordine. La sinistra perché ce l'ha con le forze dell'ordine? Perché? Perché loro sono abituati a comandare, sono abituati che, per esempio, se moriva il poliziotto, il carabiniere coltellato da quel ragazzo, da quello africano, allora loro non dicevano una parola, perché quel poliziotto per difendersi ha sparato, allora noi siamo razzisti. Mi piacerebbe, guarda, te lo dico con tutto il cuore, io ho quasi 60 anni e di cose ne ho viste sopra la faccia della terra in questi piccoli 60 anni. Mi ricordo tantissimo mio zio che lavorava con Falcone e Borsellino. Falcone e Borsellino, quando sapevano che una parte di magistratura li volevano far fuori e una parte di sinistra li voleva far fuori. Cosa faceva Borsellino e Falcone? Che c'erano le talpe, loro si messaggiavano con dei bigliettini, poi andavano in bagno, fumavano e li bruciavano. Sai che cosa ha fatto Borsellino e Falcone per incastrare la magistratura corrotta italiana? Quella grande valigetta che loro stanno cercando tuttora dopo 30 anni, l'hanno fatto sparire, perché al momento giusto la Repubblica Italiana deve cadere, perché i magistrati italiani sono loro i mandanti con la sinistra che hanno ammazzato Falcone e Borsellino, e la sinistra che sta adesso stanno facendo la stessa cosa con Giorgia Meloni. Noi amiamo Giorgia Meloni, da quando c'è Giorgia Meloni l'Italia si sta rialzando, la sinistra è capace di mettersi mazzette, droga, pur di distruggersi con la complicità dei magistrati corrotti e con la complicità della mafia. Vi giuro, un giorno manderemo questi grandi documenti che stanno cercando per 30 anni, perché Borsellino e Falcone li hanno nascosti e le hanno dato una persona di fiducia, perché ci sono 3 magistrati vecchi, decubiti, e stanno ancora lì e sono stati i mandanti dell'assassino di Falcone e Borsellino. Grazie. Per me la sinistra deve schiattare. Luigia, grazie. Antonio, risposta veloce e rapida. Ma guarda, davanti a certe affermazioni non so neanche cosa dire. Sentire che amiamo la Meloni a me fa venire, fa caponare la pelle. È la sua, non puoi. Questo, ti racconto un aneddoto, una cosa che è accaduta a me, proprio che la dice lunga sulla magistratura. Anni fa io subì un tentativo di rapina e mi difesi, ma presi una bottigliata in faccia. Dopo lunghe indagini i carabinieri riuscirono ad arrestare i responsabili e li portarono giustamente in carcere. Il giorno stesso il magistrato li rimise in libertà. Erano apolidi, senza fissa dimora e ovviamente clandestini, e loro li rimisero in libertà perché secondo loro non c'era il pericolo di reiterazione del reato, e allora i carabinieri dovettero arrestarli di nuovo quando c'era di turno un altro magistrato per un reato simile, perché questi continuavano a fare questo genere di rapine, e riuscirono ad arrestarli e poi a farli condannare. Ecco, questo la dice lunga sul motivo per cui le forze di polizia spesso sono inermi, perché non hanno strumenti efficaci. Loro riempiono scartoffie per un po'. Pronto? Buongiorno professore, mi sente? Sì, chi parla? Buongiorno, sono Gioacchino dalla Germania. Dica. Parli! Sì, io sto parlando. Guardi, vorrei fare una domanda a questo signore. Sì, sto parlando. Vorrei fare una domanda a questo signore che è regista, artista, quello che vuole fare. Lui sta bene, le persone hanno la testa piena di queste chiacchiere, perché loro devono raccontare alle persone che vivono con le persone. Ecco,
La storia è solo una, che sono tutti contro questo governo, e le voglio dire una cosa, che questo signore non è degno neanche di nominarlo alla Meloni, perché hanno fatto il flop e adesso vogliono dare tutti contro. Poi voglio dire un'altra cosa per i poliziotti sono bravissimi, sono gente per bene. Qui in Germania 3 settimane fa il poliziotto ha detto butta quel coltello, 3 volte, butta quel coltello, non l'ha buttato e ci ha sparato, l'ha ammazzato come un cane, e nessuno qui in Germania, nessuno ha detto una parola. Perciò mettetevi il cervello in pace, perché voi siete contro gli italiani e contro la polizia. Che tutti questi ragazzi, sai cosa dovrebbero fare? Quando vedono anche voi che parlate così e vi succederebbe qualcosa, si dovrebbero girare dall'altra parte. Grazie Gioacchino, dai, non esageriamo. Lei vive in Germania, non sa che cosa accade realmente qua in Italia. Lo so, si sente comunque il fervore e l'amore per l'Italia, e le fa anche molto onore. Salutiamo anche Danilo Leo Lazzarini. Buongiorno Danilo. Buongiorno a tutti, buongiorno signori. Cerca di collaborare con noi a questa storia. Qual è il tuo pensiero sul fatto che agenti italiani sono ritenuti razzisti e intolleranti? E c'è stata questa relazione shock, in poche parole, del Consiglio d'Europa, e Meloni ha detto che se ne dica, che ne pensi il mio amico Antonio Carli, ha detto ci vuole rispetto, mentre Mattarella è rimasto stupito di fronte ad atteggiamenti di siffatto stato, insomma. E siffatta guisa. Esatto. Cosa ne pensa Danilo Leo? È una sciocchezza sesquipedale. Allora, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Antonio, mi sembra evidente di come le cose stanno andando. Oh, ma tutti attori siete anti... No, non è questo, è che basta avere, io mi reputo di uno che ha 3 neuroni, non ne ha di più. Però apri la porta e ti rendi conto di quello che sta succedendo. Non è tanto la colpa delle forze dell'ordine, perché ho visto quanto l'efficacia, giustamente, quando c'è stata quella pandemenza, riuscivano a beccare chiunque. Il problema è domandarsi come mai le cose stanno andando come stanno andando, perché succedono queste cose. Pensiamo davvero che sia semplicemente una questione di inefficienza? Probabilmente c'è un programma sotto. Il dovere ogni volta dimostrare la propria innocenza e soprattutto pagare perché sei innocente, perché è questo che a me dà fastidio. Proviamo a fare il passaggio ulteriore. Benissimo, parlo da cittadino, mi viene uno a casa mia, in qualche maniera purtroppo sono costretto a difendermi e io uccido o faccio del danno all'aggressore, al ladro. Ebbene, forse i nostri telespettatori non sanno che io comunque in quell'indagine del tutto giustificata per vedere se ci fosse stato un eccesso di legittima difesa, io dovrò difendermi e pagare un avvocato per dimostrare la mia innocenza. Ecco, già questo io lo trovo una cosa di una vergogna assoluta. Poi mi diranno, no, tu hai fatto bene, ma nel frattempo io ho speso dei soldi per dimostrare, oltre il danno che hai ricevuto, anche la mia innocenza. Certo. Questo succede anche alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, come giustamente ha sottolineato il Raffaele, no? Si chiama? Sì, Raffaele Padrone. Raffaele, la forza dell'ordine, prima di agire, poi deve sapere che comunque sarà indagato e a spese proprie per adesso, a meno che non venga quel fatidico gruppo di soldi, chiamiamolo così, quel piccolo tesoretto, ecco, per usare un termine a favore, che lo possa difendere. Se noi davvero pensiamo che queste cose nascano semplicemente così, perché abbiamo qualcuno di là l'amore della democrazia, vuol dire che non ha ancora capito niente di come sta funzionando questo mondo. L'opera di distrutturazione di questa nostra società a favore di chi deve fare alcune cose, a favore di questo liberismo selvaggio, a favore dello sfruttamento totale degli altri, e quindi levar via tutto ciò che riguarda la sicurezza, la maniera di sentirsi a casa, di avere una propria proprietà privata su cui rifugiarsi, chiudere, in cui tu sei padrone, la distrutturazione della proprietà privata, dell'individuo, questa atomizzazione della patria, dell'essere, è funzionale un sistema. Cosa servono tutti quanti questi immigrati che vengono, come giustamente ha detto anche Antonio? Vuol dire semplicemente che il potere contrattuale degli operai va via via diminuendo,
perché la maggior parte della gente che lavora a condizioni di lavoro estremamente peggiori rispetto a una volta, e dove non esiste più un sindacato. Ci rendiamo conto che tutto questo sistema altro non porta che una lotta tra poveri, e poveri non sono gli immigrati, ma siamo noi che stiamo qui, e sono loro che sono gli ultimi idioti di un sistema che tenderà a far sì che ci sia questa lotta dal basso. Poi vi farò vedere, rivedere, per dire come funziona la nostra... Un mio amico, non faccio il nome perché sai benissimo non si fa, scrive su Facebook che non sarebbe opportuno che un sottosegretario alla cultura, alla sanità, obeso, parlasse di salute. Ebbene, questo ha ricevuto una lettera dell'avvocato del sottosegretario alla salute in cui minacciava di denunciare se non ritirava il termine di obeso. Cioè, ma questi hanno veramente tempo da perdere? Mettere una lettera dell'avvocato per un semplice cittadino che scrive una frase simile su Facebook. Se poi ancora continuiamo a pensare che questa è una democrazia e che quindi si tenta di proteggere il più debole, signori miei, non c'è niente da fare. Vuol dire che siamo proprio finiti di testa. Prendiamo la telefonata e poi c'è qualcuno che mi ha chiesto di parlare. Pronto? Pronto, chi c'è? È Giuseppe da Roma. Dica. Senta, io le volevo dire una cosa che mi fa pena proprio. Ma noi dobbiamo uscire da questa Europa che ci vuole male. Non è un'Europa che fa i trattamenti. A questa Europa sta cercando di distruggere l'Italia, già lo sta facendo da anni. Questi si vorrebbero prendere tutta l'Italia per vedere di mandarci per stracci. Ma chi è che ci ha detto a noi che noi vogliamo andare in Europa e poi trattandoci così? Poi, a fin dei conti, noi abbiamo la polizia e carabinieri, no? E finanza. A un certo momento, tutta questa gente che va a fare le scorte a tutti questi che ci governano e si prendono un sacco di soldi a fine mese, ma chi è che l'ha ordinata una cosa del genere? Perché scorta a destra e scorta a sinistra? Se fosse un paese calmo, bello, pulito, le scorte non servono a nessuno se uno fa il dovere proprio, ha capito? Quindi noi ci dobbiamo liberare anche di questo. Non è giusto che tanta carabinieri e tanta polizia deve andare appresso a sta gente facendo le scorte. Grazie Giuseppe, grazie. Non ripetetevi per favore, dite il concetto e vi fermate. Roberto, fai vedere quel filmato per far capire quanto guadagnano sti poliziotti o carabinieri, che siamo là, in poche parole, perché è giusto che si sappia, l'ho mandato prima, ma adesso c'è più gente, lo facciamo ascoltare, vai. In Italia un poliziotto. In Italia lo stipendio medio dei poliziotti è di 1.300 euro netti al mese. Lo stipendio può andare dai 1.100 euro fino ai 1.700 euro. In Italia solo il 19% dei poliziotti è donna. Il lavoro del poliziotto non è per niente facile, tante responsabilità, tanti rischi e poi alla fine gli stipendi però non sono poi così alti. E a voi piacerebbe fare il poliziotto? Raffaele Padrone, è così la situazione o questo qua si inventa? No, innanzitutto sono un po' dati presi così. Non ci spostiamo molto. Anche perché diamo una risposta, perché a volte qualcuno dice delle sciocchezze, insomma, capito? Non ci scostiamo molto, parliamo di stipendi base, poi ci sono tutte le attività integrative e va bene. Tu mi conosci da tanti anni, vengo alla tua trasmissione, venivo lì, è dal 91 che faccio il sindacalista, quindi non penso un mese. Io non ho mai parlato di soldi. Non ho mai parlato di soldi per dignità, perché c'è gente che a 50 anni, 60 anni perde il lavoro con questa crisi, con questa situazione economica. Io non ho mai parlato di soldi. Parlo che abbiamo dei rinnovi di contratto scaduti da anni, questo sì, ma un po' come tutti. Io ti ho chiesto la parola perché volevo fare un piccolo riassunto. Mi piace ascoltare per deformazione professionale, mi piace ascoltare e poi cercare di stringere e sommare. Bene, io ho sentito qualcuno che poi si innalza alla violenza, non mi piace, inneschiamo violenza su violenza. Io dicevo prima che se il poliziotto avesse invece avuto gli strumenti promessi da qualsiasi governo dagli ultimi 8-9 anni, avesse avuto a disposizione uno strumento idoneo, e in questo caso il taser, per sparare, avrebbe utilizzato
il taser e questo non sarebbe morto. Ho anche detto che l'imputabilità non fa bene a nessuno, né per noi né per il delinquente, perché se questo fosse stato in carcere, questo oggi non sarebbe morto, come non ne sarebbe morto quello dell'altro giorno. Quando è andato, mi riferisco magari a chi si è collegato prima, 21 coltellate preso dai negozianti cinesi, filippini, quello che erano. E terza cosa, noi potremmo avere migliaia di poliziotti, centinaia di migliaia di poliziotti, ma se non ci sono delle leggi speciali, a che serve avere 55 poliziotti per la strada in un'unica via? Cosa intendi per leggi speciali, scusa? A leggi speciali, dare la possibilità, intanto protocolli di intervento, come intervenire nel momento in cui posso intervenire. Qui oggi si di dare una sberla a uno perché c'è un coltello in mano e finisci davanti a un giudice, quindi dei protocolli specifici di interventi che noi chiediamo da anni al Dipartimento. Regole di ingaggio. Prego? Regole di ingaggio. Regole di ingaggio. C'è una telefonata, prendiamola. Pronto? Siate più brevi. Pronto, chi è? Buongiorno, sono Libero. Ah, Libero, buongiorno. Io aspettavo che mi chiamavi, però non mi hai chiamato. Ascolta. Ho perso il numero di telefono, Libero. Tutto bene, Vito. Prego. Noi sappiamo, io dico una cosa, ma possibile che siamo ancora nel 2024 e abbiamo in Italia questi signori che vogliono fare i signori addosso agli italiani e non sono capaci neanche di girare un sasso. Io sono lo famoso agricoltore che stiamo lottando, e te lo sai quando stiamo lottando, per poter dar mangiare questi disonesti. Hai capito, caro Vito? Però come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Hai fatto quella trasmissione quel venerdì sera che io non ho perso un secondo. È stata bellissima. Grazie. Continua Libero. a farmi qualcuna. Grazie Libero, grazie. Vito, volevo concludere. Concludi perché sei troppo prolisso, concludi. No, sto dicendo delle no, cose perché ho altri due, perché il molto tempo probabilmente vola. non capisce. Dai, su. C'è bisogno che la gente sappia. Innanzitutto è fatto passare delle immagini vergognose, nel senso vergognose. È possibile che i carabinieri si devono barricare all'interno della propria autovettura perché non possono uscire usando la stessa tipologia di forza e per difendere la macchina, per difendere loro stessi? Cioè questa è una vergogna che noi italiani, noi poliziotti... L'ho fatto vedere apposta per dire come siete messi. Noi in Italia abbiamo l'ennesima vergogna. Hai visto che fine ha fatto quella persona di colore che ha ammazzato 2 poliziotti a Trieste? No, che fine ha fatto? È libero. È libero, è in struttura sanitaria, 2 colleghi sono morti e pace, fine, bene, saluti e tanti saluti a casa. Questo è allora l'Italia. È giusto che dicono 2 poliziotti. Meglio un processo che un funerale, insomma. Questo è corretto. È così. Posso aggiungere qualcosa? Certo, facciamo. Raffaele, facciamo parlare anche gli altri, prego. Ecco. Il problema è che mi sembra che noi imputiamo tale cose a una inefficienza totale e soprattutto a una mancanza di professionalità. Io invece sono sicuro che queste cose, dall'altra parte, sappiano benissimo cosa sta succedendo e siano funzionali a quello che loro intendono. Prima si parlava dell'Europa, anch'io vorrei uscire tanto da questa Europa, da questo euro che ci ha portato tanto male, perché l'Europa è nata con dei crismi completamente diversi da come si era intesa all'indomani della guerra. Ricordiamoci che questa Europa, nacque all'indomani di 2 grandi guerre civili nate in Europa, perché la prima e la seconda guerra mondiale sono nate proprio come guerre civili in Europa che ha distrutto completamente. E questa distruzione della nostra cultura, della nostra particolare filosofia, della nostra maniera di procedere nel mondo, che è una maniera del tutto particolare, che nasceva su radici molto molto antiche, era poco funzionale a quel sistema che si stava imponendo dal punto di vista economico, che è quello anglo-americano.
anglo-americano, noi siamo una colonia attualmente anglo-americana, e quello che stanno facendo è la distrutturazione completa della nostra cultura, facendo sì che l'Europa diventi terra di conquista, soprattutto a favore di un determinato tipo di liberismo e di pensiero, dove la mala pianta dell'americanismo sta crescendo bene. Guardati i film che stanno facendo, sono orribili. Stanno portando avanti un medesimo tipo di pensiero, e a meno che noi non ci riprendiamo la nostra cultura, il nostro far fronte di fronte, perdonatemi la cacofonia, a tutto questo avanzare del nulla, è chiaro che le cose andranno sempre peggio. Il nostro errore più grande sarà quello di pensare che queste cose accadano per inefficienza dell'altro, per scarsa professionalità. No, a mio parere sanno benissimo quello che stanno facendo, e lo stanno facendo bene. Stanno portando esattamente il cittadino dove vogliono trovare, alla disperazione. Antonio, concordi questo concetto del nostro Danilo? Assolutamente, assolutamente, su tutta la linea. E aggiungo una cosa a proposito dei fan della Meloni: se la Meloni fosse veramente quello che dice, sarei felice di votarla anch'io. Il fatto è che lei dice cose che poi non fa. Esatto. Se lei vuole difendere le forze dell'ordine, dia strumenti alle forze dell'ordine. Se lei vuole difendere i confini del nostro paese, li difenda. Se lei vuole uscire dall'Europa, come aveva dichiarato, faccia qualcosa per farlo, visto che adesso è al governo. E invece si inginocchia all'America e alla Merkel e alla von der Leyen, quindi la Merkel, la von der Leyen. Quindi, certo, vabbè, lapsus freudiano. No, ciò che noi chiamiamo rosa, seppur con un altro nome. Esatto, ho sbagliato il nome, ma più o meno la zuppa è quella. Voglio dire, io ormai la chiamo von der Leyen per ovvie ragioni, perché mi sembra che il nostro paese sia più che sottomesso, sodomizzato dall'Europa. Pronto? Pronto, buongiorno Vito, sono Maria da Como e mi avete tolto tutte le parole. Voi vi saluto tutti, perché tutto quello che avete detto lo penso anch'io. A 80 anni mi sto dicendo che cosa abbiamo vissuto nella nostra vita. Io ho fatto una vita anche da povera, una persona che ha dovuto lavorare da quando aveva 13 anni, però mi sono sempre sentita orgogliosa per avere portato a casa quella piccola paghetta. Ma adesso non ci credo più alla politica. Per me la politica è diventata tutta d'accordo, c'è un progetto, c'è un disegno che viene dall'estero, ci hanno tolto tutta la nostra dignità. È questo che mi fa star male. Mi fa star male perché abbiamo avuto 2 guerre mondiali, sono morti i nostri nonni, i nostri padri, e questo è quello che noi dobbiamo continuare ad andare avanti a fare, perché non siamo capaci di dire, quando ci incontriamo, buongiorno o buonasera, o dire ma che faccia ha quello lì, una faccia da negro, una faccia da rosa. Ma siamo esseri umani, ma che razza di gente siamo diventati? Cosa ci hanno iniettato con i vaccini? La cattiveria? Grazie veramente. Avete detto tutto voi prima. Grazie. Buongiorno. Domanda che viene fatta dalla signora Anna da Torreglia: se il poliziotto, anziché difendere la sua vita, avesse ucciso per difendere uno qualunque dei tanti papaveri ai quali fanno la scorta, lo avrebbero indagato comunque? Tanto per sapere. Sì, l'avrebbero. Indagare è la prassi, anche se ha ragione. Stai sprofondando sempre di più come immagine, stai andando sempre come Fantozzi. Dimmi adesso. Ho detto che ripeto, l'attività della procura, del tribunale in questo caso, è quello, cioè indagare la persona è un dato di fatto, poi scagionare o non scagionare ci sarà nel processo. Non è quello il concetto, signora, purtroppo non è quello il concetto. Quello che ho detto prima questa mattina: non possiamo non poter fare il nostro lavoro con dignità, perché non possiamo più fare nulla. Questo è il problema. Ci chiamano razzisti
perché ammazziamo uno straniero. E guardiamo qual è il numero dei reati compiuti dagli italiani, quelli degli stranieri. In Italia ci sono più stranieri che italiani. Danilo Leo Lazzarini, concorde con quello che ha detto il generale Padrone? Certo, ma io sento anche un'inversione completa di quello che è l'intelligenza, porca vacca, il quale sentono che in Italia si è rezisti perché ci sono troppi stranieri nelle prigioni. Ma santi Dio! Per esprimere un concetto simile veramente bisogna avere una testa, come si dice in Veneto, che ne magna neanche i porsei. Allora la prima domanda da farmi è: come mai ci sono così tanti stranieri? Bisognerebbe dire, guardi, in America credo che abbiano una popolazione carceraria che potrebbe essere un piccolo Stato europeo. La prima cosa che verrebbe da dire, senza ulteriori indagini, è che evidentemente c'è una forma di delinquenza molto maggiore tra coloro i quali che vengono buttati allo sbando in un altro paese, perché vengono buttati allo sbando in un altro paese, e come ultima situazione, o forse proprio perché hanno questa loro, non dico bisogno, ma sono qui apposta proprio per delinquere. Perché dobbiamo metterci sempre in testa questo. Credete veramente che lo Stato che facilita l'immigrazione lo faccia perché ha a cuore il bene degli immigrati? Levatevelo dalla testa. Ecco. Sono funzionali al sistema, ecco, servono per questo, e se delinquono tanto di guadagnato, perché poi si potrà dire: vedete voi italiani come vi comportate, siete così perché siete razzisti. Ecco. Quando vedo le televisioni dei signori che di fronte all'azione di un poliziotto che cerca di bloccare uno lo filmano e si mettono a gridare: guarda cosa ti stai facendo male, poveretto, siete in 2 contro 1, non è leale, vuol dire che manca proprio a testa. Manca raziocinio, è vero. La massa deve andare. Io ho visto un filmato con cui un poliziotto fermava uno armato di coltello, l'altro gli dava la mano, una mano a fermarlo, la signora dietro lo filmava e gli diceva: ma siete 2 contro 1, così non è leale. Quello di imbecillità stiamo arrivando. Pronto? Sì, pronto. Chi è? Sono Lina da Novara. Dica. Allora, io ascolto sempre, hanno fatto l'elenco dei paesi pericolosi dove non mandare questa gente che arriva qua, no? Allora io stamattina che mi sono lasciata così ho detto: veramente c'è anche l'Italia inclusa fra i pericolosi paesi, ma non per gli stranieri, non per questa gente che arriva qua, questi delinquenti, perché sono delinquenti, niente da fare, ma per gli italiani stessi. L'Italia è pericolosa per gli italiani veri, gli italiani, cioè noi in pratica, perché vede, è da tempo che ci danno dentro. Prima ci hanno dato dentro dicendo perché vede, non c'è niente di più brutto che è subdolo che offendere gli italiani. Fate troppi figli. In certo senso ci davano persino dei luridi, se avevano 3-4 figli, i nostri genitori 5 figli, no? Gli davano persino delle persone di poco conto. Siete dei poveracci, sapete fare solo figli. Se volete star bene, dare istruzioni ai vostri figli, dovete farne 1, al massimo 2. Allora questi stupidi italiani che si sono sempre fatti umiliare hanno fatto sempre quel che hanno voluto. Adesso dobbiamo, grazie Lina, adesso dobbiamo mettere un premio in denaro a tutti quelli che fanno più figli. Torniamo come i vecchi tempi. Vorrei dire una cosa. Devo fare, dimmi veloce che devo fare una domanda politica velocemente. Volevo fare una riflessione. Allora, continuare a dire ha colpito un immigrato e siete razzisti, no, bisogna essere non razzisti, non dobbiamo distinguerli né per il colore della pelle né per la provenienza, ma tra 2 categorie, delinquenti e non delinquenti. Se delinque è un delinquente e io devo agire in base alle leggi del mio Stato e devo essere tutelato
nell'esercizio delle mie funzioni. Cioè, se io mi trovo davanti un delinquente, lo tratto da delinquente e non sto a vedere di che colore è. Allora, bisogna distinguere questa cosa. I cosiddetti tutelatori delle minoranze sono quelli che in realtà stanno operando il razzismo in una maniera scientifica, perché distinguono gli individui per razza e colore. Non siamo tutti uguali, solo che alcuni sono delinquenti e altri no. I delinquenti vanno trattati come tali. Punto. Perfetto. Esatto. Allora, domanda a Danilo e di conseguenza gli altri due. Rapide però, perché mancano 4 minuti. Farò il possibile. Ecco, Orban chiede la revoca dell'immunità all'Unione Europea della signora Salis. Siete d'accordo? Se sì, perché? No, perché? Beh, mi sembra evidente che la Salis abbia stigmatizzato con il suo comportamento cos'è e perché fa alcune cose. Non si dovrebbe neanche parlare di questo ragionamento. Io sono d'accordissimo come revoca l'immunità e non ho altro da dire, anche per non incorrere in altre situazioni. No, noi parliamo perché stiamo parlando politicamente, quindi è la politica che prevale in questo discorso. In questo caso più che politicamente, partiticamente, però va bene. Ecco, anche, voglio dire, cosa ne pensa Antonio Carli? Io sono totalmente d'accordo. Se la signora Salis, io credo che abbiano fatto un'operazione sporca proprio per poterle garantire un'immunità che non si meritava. Credo che se abbia commesso dei reati debba essere giudicata, eventualmente assolta o condannata, ma non possa avvalersi dell'immunità, perché è un po' il discorso del Marchese del Grillo. Scusate, io so io e voi non siete un cazzo. Bellissimo. Non credo che riesca comunque Orban ad ottenere quello che, figurati, sono tutti cercano di difendere l'indifendibile. E tu cosa ne pensi, signor poliziotto? Io su questa domanda non rispondi. Ecco, non rispondo. Io voglio solo dire una cosa. Io voglio allora, innanzitutto questi arrivano, noi non siamo più in grado di ospitarli, tant'è che nelle città tu li vedi girare, no? A prescindere col loro smartphone, con il loro iPad, ormai li vedi girare così. Non hanno altro che fare, perché non è che li prendono, li fanno lavorare, li portano magari a pulire i fossi e a Reggio Emilia aiutare quelli dell'Emilia Romagna, li lasciano in giro per le città. Non c'è posto per dormire, dovrebbero portarli a lavorare, portarli a lavorare, a dare una mano ripeto, agli alluvionati, a tagliare l'erba nei fossi, e così magari impiegherebbero la loro giornata diversamente. Invece non hanno da dormire, perché tanto l'importante, come diceva Leo, è importante che arrivino in Italia, va bene? Io ricordo anni fa un comune qua vicino che utilizzava queste persone poi per le votazioni. Allora, questo dobbiamo fare. Se li vogliamo ospitare, dobbiamo dare a loro la dignità, come nelle carceri. E prenderemo questo argomento delle carceri un'altra volta. Sicuramente avremo occasione ancora di parlare, ci vorrebbe tanto tempo. Comunque grazie ragazzi per essere stati con me, grazie Antonio Carli, grazie Danilo Leo Lazzarini, grazie a te e grazie a Raffaele Padrone. Grazie a voi. Buona giornata per voi. Pausa.